Signore e signori, buonasera dal nuovo Palasport di Fasano. Un cordiale saluto da Stefano Semerano, pronto ad accompagnarvi nel racconto di una sfida che si inserisce con grande rilevanza nel panorama di questo finale di stagione di Serie A2 Elite Girone B. Siamo giunti alla 24esima giornata di campionato, l'11esima del girone di ritorno. In campo Itria Football Club e Lazio Calcio a 5. Andiamo a vedere le formazioni nel frattempo che ci sono i saluti tra le due squadre. Lazio con 21 Gatto, 7 Dominguez, 10 Nardacchione, 13 Pilloni, 20 Caiche, 22 Ferraro, 23 Lupi, 16 Di Michele, 77 Sirio, 89 Portuga, 4 Pizzi, 26 Sicuro. Alla corte dell'allenatore Daniele Chilelli. Per quanto riguarda l'Itria, 1 Palazzo, 2 Punzi, 6 Bruno, 5 Baccaro, 8 Ricci, 10 Ferri, 11 Borselli, 12 Foppa, 13 Semeraro, 18 Laddomada, 22 D'Aversa, 28 Mastrovito alla corte di mister Bruno da Silva. Arbitri dell'incontro: primo arbitro Gianluca Rutolo della sezione di Chieti, secondo arbitro Tommaso Vallecaro della sezione di Salerno, cronometrista Paolo De Lorenzo della sezione di Brindisi. Il calendario ci ricorda che restano solo 9 punti in palio, 3 match che equivalgono a 3 finali. La Lazio si presenta a questo incontro con 41 punti in classifica e uno sguardo ancora rivolto alla zona playoff, distante appena 4 lunghezze. Davanti però la competizione è serrata, 5 squadre racchiuse in pochi punti si contendono gli ultimi 2 posti utili per accedere alla post-season. Serve continuità, serve equilibrio e soprattutto serve una prestazione di spessore dopo la sconfitta casalinga contro il Taranto, un risultato che ha imposto riflessioni ma che può ancora rappresentare un punto di ripartenza. Dall'altra un'Itria che dal canto suo affronta questo finale con determinazione e senso di appartenenza. I 20 punti in classifica mantengono viva la possibilità di evitare i play-out e raggiungere una salvezza diretta che avrebbe grande valore. Le 2 sconfitte consecutive, in particolare l'ultima maturata nei minuti finali dopo una prova generosa contro l'Academy Pescara, non hanno scalfito lo spirito di una squadra che continua a credere nel proprio percorso. Andiamo a dare un'occhiata agli starting five. Itria con Palazzo, Bruno, Punzi, Ricci, Ferri. Dall'altra invece una Lazio con Gatto fra i pali, Portuga, Ferraro, Lupi e Caiche. Tutto pronto per l'inizio dell'incontro. Ricci sulla sfera, pronto a dare inizio questo anticipo dell'11esima giornata di ritorno. Fischietto in bocca per Rutolo. Si comincia. Possesso Itria con Bruno. Ricci sulla banda destra, giostrare Ferri, rotazione con Bruno che scarica su Punzi, ritorna ancora su Bruno, Ricci sulla banda sinistra, davanti a sé Caiche, costretto a rientrare con uno scambio ravvicinato con Bruno. Continuano a scambiare ancora i due. In fase di attesa la Lazio non alza il pressing, prova a cercare spazio di passaggio l'Itria, ancora Ferri, ritorna ancora su Punzi, rotazione da parte di Bruno, prova a farsi vedere ma ancora Ricci su Punzi. Continuano le trame di gioco da parte dell'Itria in cerca del pertugio giusto per inserirsi all'interno dell'area della Lazio, mantiene ancora il possesso su Ferri, cambia banda su Bruno, davanti a sé Portugal con la punta riesce a interrompere l'azione di gioco, poi pescato Punzi in aria, riesce a rientrare su Ferri, la prima conclusione c'è, la rete la sblocca lui, Ricky Ferri per l'1-0 Itria dopo soli 54 secondi di gioco. Partita sbloccata, prima azione con un ottimo possesso palla da parte dell'Itria che è riuscita con Ferri a sbloccarla. Subito in salire la partita per la Lazio. Gatto prova a lanciare in avanti Portuga, anticipato da Punzi che devia in calcio d'angolo. Primo corner dell'incontro, è proprio Portuga con la sfera tra le mani che poggia, poi lascia la battuta direttamente per Caiche che poggia subito per Lupi. Conclusione però da dimenticare per lui.
Itria partita a razzo in questi primi secondi, è riuscita a sbloccarla con un sinistro nell'angolino basso da parte di Ferri. Ricci con la suola, la lascia dietro per Bruno, chiede calma ai suoi, a impostare adesso sarà Ricci, preferisce arretrare con la suola per poi servire Ferri sulla banda destra. Ritorna ancora su Ricci, di prima ancora per Punzi che di sinistro cerca in avanti di servire Bruno. Ferri murato, riparte in transizione offensiva adesso la Lazio con Caiche, pressato da Ricci che riesce nell'intento di interdire l'azione di attacco della Lazio e sarà rimessa laterale con Caiche in possesso della sfera. Serve Lupi, ancora Caiche, davanti a sé due giocatori, riesce a servire Portugal, Mancino che quasi involontariamente non andava a servire centralmente, appostato ottimamente. C'era Ferraro che però non ha raggiunto la sfera, sarà Lupi a riprendere il gioco. Lascia per Caiche la battuta che calcia direttamente in porta, murato da Bruno. Portuga si rifugia dietro da Gatto, pressato da Ricci, costretto a giocarla velocemente, serve benissimo Ferraro che non ha un ottimo aggancio. Ferri, possesso Itria con Punzi, ancora Ferri, riesce a girarsi, serve dalla banda opposta Bruno. Non guadagna metri l'Itria, attende Bruno il posizionamento dei propri compagni cercando una soluzione. Attende la Lazio, non alza il pressing, ci prova adesso Caiche ad alzare un po' i ritmi, ma è Punzi a servire Ferri, ancora pressato questa volta. Adesso alza il ritmo la Lazio con il pressing congiunto di tutta la squadra e mette in difficoltà l'Itria che perde il possesso rifugiandosi con Bruno in faro laterale. Sarà Lupi a riprendere il gioco per i biancocelesti. Lascia la battuta a Caiche che batte forte ancora una volta cercando di servire il secondo palo a un proprio compagno, ma è Ricci a murarlo. Protesta Caiche per il rispetto della distanza nella battuta. Ancora Caiche sulla sfera, cerca un compagno, la alza dalla parte opposta per Ferraro che si coordina bene ma non trova la luce della porta. E sfera che finisce al lato. Palazzo riprende il gioco per il possesso dei pugliesi con Ferri. Bruno. Ricci spalle alla porta, costretto a difendere la sfera. Serve ancora Bruno, ancora Ricci. Ferri riesce in una giocata meravigliosa Ferri a liberarsi del proprio avversario. Si accentra verso l'area del Punzi che non viene raggiunto dalla verticalizzazione di Ferri. Ottima giocata da parte del numero 10 pugliese che è riuscito a farsi beffa di Lupi con un'ottima giocata. Corner per l'Itria con Ricci che serve davanti a sé Ferri. Ancora corner per l'Itria. Partita subito dai ritmi alti da parte di entrambe le squadre, con un'Itria che l'ha sbloccata dopo soli 54 secondi con Ferri, il risultato di 1-0 dopo che sono trascorsi 2 minuti e 47 secondi. Ancora Ricci al corner, finta da parte di Bruno, conclusione da parte di Ricci, murato da Caiche, con Gatto comunque che era ben appostato e prova a ripartire la Lazio, ancora con Caiche, guadagna metri, prova la conclusione di punta, palla di poco al lato, insidiosa la conclusione da parte di Caiche. Ma Palazzo si è disteso bene a coprire la propria porta e ha lasciato scorrere alla propria sinistra. Ricci si propone in avanti Punzi, chiede il possesso, mantiene ancora il possesso Ricci che poi scarica su Bruno, ancora Ricci. C'è poco movimento dei compagni e quindi ritorna ancora su Bruno che invece ha ancora spazio sulla fascia. Bruno riesce a servire Punzi ma chiuso benissimo da Caiche che poi la alza ma lì dove non c'è nessun compagno e quindi sarà ancora l'Itria ad avere il possesso della sfera con Bruno. Appoggia dietro per Ricci, subito il pressing alto da parte di Portuga, Ricci se ne libera, poi cerca di servire Punzi ma è chiuso ancora da Lupi, poi i due si scontrano e c'è il primo fallo dell'incontro commesso da Ricci ed è cartellino giallo per lui.
stato costretto Ricci a commettere fallo su Lupi, era una zona rischiosa in transizione offensiva della Lazio su un recupero della sfera con un Ricci che ha rischiato la giocata, poi è stato costretto a tirar giù il proprio avversario, quindi cartellino giallo e punizione dai 10 metri per biancocelesti e Caiche che ha posizionato la sfera. 2 in barriera per l'Itria, Ferri e Ricci. Sul secondo palo ha postato Punzi in difesa della propria porta. Caiche osserva la porta avversaria. Lunga rincorsa per lui. Parte Caiche. La conclusione di Caiche, c'è la rete da parte di Caiche che la pareggia 1-1. Ci pensa il brasiliano Caiche a portarla sul pareggio dopo 3 minuti e 33 secondi. Proteste da parte dell'Itria per un probabile fallo al limite dell'area. Si sono strattonati Ferraro e Punzi. Tanto entrati in campo la Domada e D'Aversa. Ristabilita la parità. Dopo 54 secondi Ferri a 3 minuti e 33 la pareggiata Caiche su calcio di punizione. La Domada sulla sfera, pressato da Ferraro, poi ancora Brunes per la porta, pressato da Caiche. Rimpallo a suo favore, quindi rimane il possesso per i pugliesi. Animi caldi in campo. Punzi prova a mettere un po' di calma nella propria squadra. Bruno con la suola, pressato da 2 giocatori avversari, poi Punzi a servire D'Aversa dalla banda opposta. D'Aversa riesce a girarsi, mantiene il possesso, poi scarica su Punzi che prova ad alzarla cercando di servire la Domada, ma riesce a intervenire ancora una volta Ferraro a interdire l'azione pugliese. Poi è Bruno, D'Aversa davanti a sé Lupi, D'Aversa prova a saltarlo, rimpallo a suo favore, no. Ultimo tocco da parte del numero 22 pugliese, quindi a ripartire sta la Lazio con Lupi. Capitano biancoceleste scarica dietro per Caiche, dalla parte opposta su Portuga, davanti a sé Punzi che lo pressa, poi Lupi di prima, prova a cercare Ferraro, anticipato da Palazzo. Riparte Bruno, guadagna metri, servendo Punzi, che a 2 tocchi riesce a servire la Domada, che spara la porta, non ha un aggancio felice, quindi perde il possesso l'Itria a favore dei laziali con Caiche che muove dietro per Lupi, ma in sovrapposizione perde palla Portuga, azione con la Domada che salta a gatto e poi ottimo recupero da parte di Caiche, la conclusione da parte di D'Aversa e palla fuori deviata miracolosamente nella difesa laziale, occasione Itria. Conclusione ancora di Bruno, riprende la palla in campo con D'Aversa che riesce a servire la Domada, diagonale di poco al lato. 2 occasioni limpide per l'Itria. Prima con la Domada, murato da Caiche sulla linea di porta e successivamente sulla respinta. D'Aversa non è riuscito a trovare la rete con la deviazione miracolosa ancora una volta da parte della difesa laziale. Forcing offensivo importante da parte dell'Itria. Rimane il punteggio sull'1-1 dopo 4 minuti e 46 di gioco. Entra in campo Nardacchione per biancocelesti. Rimane a terra Bruno dopo lo scontro avvenuto nell'azione precedente. Chiede l'intervento da parte dello staff dell'Itria. Si rialza intanto Bruno. Partita di andata conclusasi in quella del Palatorrino di Roma per 5-4 per i laziali in una gara combattuta della finale in cui l'Itria sembrava riprendere per un attimo il risultato che a pochi metri alla fine era ormai acquisito dalla Lazio, ma partita di ritorno che ha tutt'altro tono. Entrambe si stanno affrontando a viso aperto. Nardacchione tocca il suo primo pallone servendo Lupi. Caiche la alza per l'appostato
Sirio, che non riesce, impossibile per lui raggiungere la sfera. E riparte quindi l'Itria con D'Aversa che salta Nardacchione, si accentra ancora D'Aversa, la mantiene con la suola, viene estrattonato da Nardacchione, non viene ravvisato nulla da parte dell'arbitro, ancora uno scontro, la Domada la recupera, riesce a servire D'Aversa che avanza con la suola, ancora D'Aversa, prova a mantenere il possesso ma non ce la fa, ottimo lo scambio tra Nardacchione e Lupi, e poi c'è un fallo da parte di Semeraro che colpisce Nardacchione, secondo cartellino giallo della partita, 2 falli commessi dall'Itria, 2 cartellini gialli. Precedentemente Ricci e Semeraro, numero 13, ammonito. Giocati 6 minuti e 18 fino a questo momento, il risultato sull'1-1. Prova la conclusione, c'è la rete da parte di Caiche dalla distanza che sorprende Palazzo e porta la Lazio sul 2-1. Invenzione del brasiliano e doppietta per lui. A sorpresa, ha colpito dai 20 metri con un Palazzo che si è lasciato sorprendere da un'invenzione del brasiliano che ancora recupera un ottimo pallone in anticipo sulla domanda, ancora Caiche, finta la conclusione, si porta la palla sul mancino, il sinistro, salva Palazzo, questa volta deviando sulla sua sinistra. Caiche scatenato per i biancocelesti. Il risultato quindi di 2-1, è riuscita la Lazio a scavalcare l'Itria con una doppietta del brasiliano. Ancora Caiche prova a servire Lupi e colpisce male, questa volta disturbato da D'Aversa. Riprende il possesso quindi l'Itria che adesso deve inseguire. Ricci si accentra, scarica su D'Aversa, ha davanti a sé Sirio, riesce a saltarlo ma poi chiuso in copertura da Nardacchione. Proprio lui a riprendere il gioco, servendo centralmente Caiche. Lupi dietro per Gatto, di prima prova a lanciare in avanti, ancora una volta una traiettoria insidiosa. Palazzo è costretto a intervenire alzando sulla traversa con un lancio da porta a porta da parte di Gatto che probabilmente provava a servire Sirio ma quasi non sorprendeva nuovamente Palazzo. Poi ancora Lupi, prova la conclusione, murato da Semeraro. 6 minuti trascorsi, risultato 2-1 per la Lazio, ha ribaltato il punteggio che vedeva l'Itria in vantaggio nei primi 54 secondi con Ferri, e poi un Caiche che prima su punizione e poi con un gol da centrocampo è riuscito a ribaltarla. Nardacchione si gira benissimo, pressato ancora da Ricci, perde però il possesso ed è un 2 contro 2 con la Domada che prova a centrarsi, chiude benissimo Caiche. Palazzo prova ad alzarla cercando di servire Foppa che di testa ha provato a sorprendere Gatto ma ben appostato, è riuscito a bloccare la sfera. Caiche, ancora lui, prova a servire lungolinea a Sirio che riesce a bloccare la sfera ma perde poi il controllo e quindi recupera l'Itria che prova a ripartire subito con Foppa che si ferma, cerca di far postare i propri compagni. Ricci, finta e controfinta, riesce ad andare la palla sul sinistro, a saltare Sirio, ancora Ricci, chiuso però da Caiche, in scivola da Foppa e adesso è un 3 contro 1 con Sirio che prova a servire Nardacchione, ma ottima diagonale da parte di La Domada. Era una transizione offensiva pericolosa da parte della Lazio, intervento provvidenziale da parte di La Domada. Lupi a servire subito Caiche, subito di prima Lupi chiude la triangolazione, lascia scorrere Semeraro ma Caiche per un attimo sembra raggiungere la palla, è costretto a intervenire Palazzo a rifugiarsi in calcio d'angolo. Trascorsi 6 minuti e 54 secondi, Caiche alla battuta del corner, serve vicino Sirio con la suola, prova a girarsi, sarà ancora calcio d'angolo. Nardacchione che si avvicina per raccogliere la sfera e prestarsi alla battuta. 2 i falli commessi finora, entrambi dall'Itria. Nardacchione alza la sfera lì dove non c'è nessun compagno a raccogliere, quindi è Foppa a far ripartire Ricci. Ferri, rientrato in campo l'autore del gol del vantaggio momentaneo dell'Itria. Ricci chiede a Semeraro di venire incontro alla sfera ed sarà lui quindi a impostare centralmente. Ritorna ancora su Ricci sulla banda sinistra, davanti a sé Nardacchione che prova a pressarlo, riesce il recupero da parte di Nardacchione e Ricci commette fallo su di lui.
pressing ben riuscito da parte dell'argentino. Terzo fallo commesso dall'Itria. Ricci, che era stato già ammonito, rischiato in questa occasione, viene solo richiamato dal direttore di gara. Ancora punizione quindi a favore della Lazio, questa volta a una distanza maggiore rispetto alla precedente, dove Caicche ha trovato il gol del pareggio. Sarà sempre lui a battere. Osserva sempre la porta di Palazzo, che utilizza 2 in barriera, poi fa staccare Ferri sul primo palo, rimane solo Foppa. Caicche, lunghissima rincorsa da parte sua, movimento in aria, parte Caicche, alla fine prova ad appoggiare direttamente per Lupi, che manca l'aggancio, sembrava quasi diventare un assist per Nardacchione, che però è rimasto sorpreso dal mancato aggancio di Lupi. Ripartono i pugliesi con Bruno davanti a sé Lupi, Bruno si accentra con l'esterno e poi va a servire Ricci, che torna ancora su Bruno. Ricci, Foppa, davanti a sé Nardacchione, che è ancora in pressing asfissiante, riesce a far rimpallare la sfera interdendo il gioco dei pugliesi. Ricci, servire Ferri sulla banda destra, Ferri pressato ancora Nardacchione, poi Bruno. Ricci cerca di girarsi, rimpallo a suo favore, ancora Ricci, fermato però in seconda battuta da Sirio, che prova a ripartire con la sola del piede e poi si scontrano Sirio e Ferri. La palla finisce fuori dal parquet e rimane però in possesso dei biancocelesti con Lupi. Caicche, pressato da Ferri, scarica su Lupi, che prova ad alzarla direttamente per il numero 22 Ferraro. Ha provato di tacco a sorprendere Palazzo, ma non è riuscito nella deviazione vincente. Bruno, Foppa si accentra, tira una palla sul mancino, serve Bruno nello spazio stretto, prova a saltare Ferraro, poi in seconda battuta ancora Lupi, contrasto, riesce a recuperare palla Ferraro, transizione offensiva dove però riesce Ferri a fermare con un'ottima diagonale, a trovarsi al momento giusto, al punto giusto. Foppa riesce a saltare Ferraro, ancora Foppa, la palla sul mancino, Foppa prova la conclusione, Gatto sul primo palo la blocca, fa ripartire Nardacchione, Lazio però ferma, in avanti c'è Ferraro, riesce quasi a pescare con un ottimo lancio in avanti Nardacchione, a pescare Ferraro, però non è riuscito nell'aggancio. Ritmi alti da parte di entrambe le squadre, subito ancora Foppa a guadagnare metri, pressato, torna ancora su Ricci, Ferri, palla sul mancino, si accentra, scarica poi su Ricci, sale il pressing adesso da parte di Nardacchione, in 2 tocchi Bruno se ne libera servendo Ferri, costretto però a perdere terreno, poi ancora una volta punta Nardacchione, che riesce nuovamente nel recupero della sfera, ma questa volta non c'è fallo, quindi è Ricci subito a cercare di fare partire Ferri, ha davanti a sé l'avversario. Foppa prova il mancino sul secondo palo, palla abbondantemente al lato, ha avuto l'attimo per calciare Foppa, ma non ha colpito nel migliore dei modi, ha chiuso troppo con l'interno. Prova a ripartire Ferraro, pressing alto da parte di Punzi, Nardacchione cerca una soluzione, poi scarica su Ferraro, ancora Nardacchione, questa volta la gioca di prima, cercando di poter servire Pizzi. Time out richiesto dall'Itria.
Sta per scorrere il primo quarto di gara, risultato di 2-1 per la Lazio. Nei primi 54 secondi l'ha sbloccata Ferri per poi essere lì agguantata e superata da una doppietta di Caicche. Secondo gol meraviglioso da centrocampo, ha sorpreso il portiere Palazzo. Adesso da questo time out prova a ristabilire gli equilibri Litria e a cercare quindi di riacciuffare una Lazio che finora ha mantenuto benissimo il parquet. Nardacchione guadagna metri, ha davanti a sé Ferri, ma è costretto a rientrare ancora su Caicche. Ancora il brasiliano prova a cercare una soluzione, Ferraro gli viene incontro, pressato, ancora Caicche, costretto a giocare di prima, prova a servire in avanti il numero 4 Pizzi, ma anticipato benissimo da Ricci. Punzi prova a far ripartire i suoi, Suolata per Bruno, proponendosi in avanti, Bruno, Ricci, ancora Bruno. I due continuano in scambi vicini, poi si stacca Bruno, Ricci a servire Ferri che prova a saltare Nardacchione, poi di destro riesce a servire benissimo Bruno che è libero, dove di interno ha cercato di servire al centro area Punzi, ma anticipato benissimo da Ferraro, poi Ferri che prova a coordinarsi col mancino. Conclusione da dimenticare, colpita dal basso verso l'alto, si è alzata tantissimo sopra la traversa, non impensierisce certamente la porta di Gatto. Pressing alto da parte dell'Itria e Ferri che questa volta ferma Nardacchione. Ancora lui adesso a servire dietro. Caicche prova il tunnel su Punzi, rischia il brasiliano, poi ha ragione Punzi nel pressing e quindi ottiene il possesso della sfera. Sarà proprio Punzi a riprendere il gioco. Lascia la battuta su Ferri, riesce a servire Punzi che salta per un attimo Ferraro, poi prova direttamente alla conclusione a rete, palla sull'esterno, Gatto la gioca velocemente cercando di servire Pizzi, ma aggancio non dei migliori. Ferri la alza su Bruno, non ha difficoltà di pressing in questa posizione Bruno, quindi può tranquillamente giocarla ragionando e servendo sulla banda destra Ferri. Davanti a sé ancora Nardacchione, Ferri prova a saltarlo con il tunnel, si scontrano i due involontariamente, le scuse da parte di Ferri a Nardacchione. Rimessa a favore dei pugliesi che provano a reagire. Ferri lascia su Punzi che serve nuovamente Ferri, prova centralmente la triangolazione che non si chiude, Nardacchione parte in velocità, benissimo la copertura da parte di Punzi su Nardacchione, forse involontariamente colpito da Punzi, rimane a terra. Non è sembrato uno scontro duro qui dall'alto, probabilmente però colpito a sorpresa Nardacchione, rimane a terra, si rialza subito. Sarà Punzi a riprendere il gioco, anzi una rimessa laterale a favore della Lazio e Pizzi sportivamente restituisce il possesso all'Itria che aveva tirato fuori la sfera dal parquet per soccorrere Nardacchione, poi rialzatosi. Bruno, ancora Punzi, cerca una soluzione, non rischia la verticalizzazione. Bruno serve lungolinea alla Domada, pressato da due sia da Portuga che da Caicche. Rimpallo che favorisce l'intervento da parte di Gatto, pensa prima a un lancio ma poi serve il vicino Nardacchione, ci pensa lui a lanciare in avanti, lì dove però c'è ben appostato Bruno che di prima ha provato a servire la Domada, ancora Gatto in avanti per Penzi, uscita da parte di Palazzo e poi Portuga prova la conclusione ma masticata sul parquet, arriva facile tra le mani di Palazzo. Ferri, ancora Punzi, riesce a servire Bruno, per un attimo difficile il suo aggancio ma doma la sfera, scambia con la Domada, ancora Bruno, guadagna metri, Punzi, la Domada, Portuga in pressing, la Domada prova ad andare lungolinea, ne salta uno ma non Caicche, si allunga troppo il pallone, finisce fuori dal parquet, quindi sarà Portuga a riprendere il gioco. 7 minuti e 25 al termine della prima frazione.
Risultato di 2-1 per i biancocelesti. 3 falli commessi dall'Itria, 0 dalla Lazio fino a questo momento. 2 cartellini gialli, Ricci e Semeraro, entrambi per l'Itria. Prova a ripartire adesso Bruno in transizione offensiva. La Domada cerca dal mezzo delle gambe di poter servire Ferri, poi scontro tra Nardacchione e la Domada. Palla finisce fuori, occasione mancata dall'Itria di ripartenza. La Domada prova a ripartire da Punzi che serve Ferri, pressato da Portuga. Ferri mantiene il possesso, cerca una soluzione, poi scarica ancora su Punzi. Ha Pizzi davanti a sé, chiede ai propri compagni di roteare per cercare spazio per ricevere. Continua lo scambio, Punzi, verticalizzazione perfetta da parte su Bruno. Bruno si accentra ancora per la Domada, la conclusione di Mancino, ancora la Domada. Gatto per 2 volte riesce a respingere sul numero 18. Ottima azione questa volta da parte dell'Itria, con verticalizzazione di Punzi e di prima. Poi Bruno ha servito centralmente la Domada. Ma Gatto è stato pronto in entrambe le conclusioni a respingere. Ferri centralmente, Bruno, nessun compagno appostato, sarà ancora corner. Forcing offensivo da parte dell'Itria, ancora Ferri, Bruno, finta, prova la Domada, mozzica anche qui la conclusione, poi intervento provvidenziale ancora di la Domada. Punzi riesce a saltare Portuga, ancora Punzi, non riesce ad accentrarsi per la conclusione che di interno è troppo lenta. Finisce facilmente tra le mani di Gatto. Nardacchione pressato dalla Domada, serve Portuga di prima, cerca lungolinea Pizzi. Bruno riesce a recuperare la sfera, prova in transizione offensiva, riesce a servire Punzi sulla banda destra. Punzi prova la conclusione di punta, Gatto ancora una volta la ferma, ma palla che aveva già superato la linea di fondo e quindi sarà fallo laterale a favore dell'Itria. Ritmi alti in questi ultimi minuti di gioco. Calcio d'angolo con D'Aversa, prova a lasciar scorrere la Domada, contropiede con Portuga, finta col destro, Portuga prova con il sinistro, murato da Punzi. Gatto guarda i propri compagni, poi prova la conclusione direttamente a rete ed è un Eurogol da parte di Gatto. Ancora una volta dal centrocampo, conclusione perfetta e palo gol ed è 3-1 Lazio. Due gol splendidi dalla distanza da parte della Lazio. Questo di Gatto, una conclusione, un missile che si è insaccato alla destra di Palazzo. Ancora Sirio, prova la conclusione anche lui da lontano. Mancano 5 minuti e 47 secondi al termine della prima frazione. Allunga il vantaggio la Lazio adesso sul 3-1. Foppa, un po' di spazio, riesce a servire Punzi. Punzi ancora centralmente per Foppa, a cercare di chiudere la triangolazione, ma riesce la difesa laziale a difendersi. Poi Palazzo lascia la propria porta per andare in anticipo di testa. Punzi mantiene il possesso, pressato, non c'è fallo ed è Lupi a tu per tu con Palazzo. Questa volta respinge ancora Lupi il sinistro ed è 4-1 Lazio ed è Lupi ad allungare ancora per i biancocelesti. Dopo pochi secondi dalla rete di Gatto e Capitan Lupi ad allungare ancora per i biancocelesti. Adesso davvero partita in salita. Nel giro di 41 secondi è riuscita ad allungare di 3 gol la Lazio, portando il risultato sul 4-1. Adesso sulle ali dell'entusiasmo provano i biancocelesti ancora a mantenere i ritmi alti. Deve cercare di reagire l'Itria, lo fa con Foppa che serve D'Aversa dalla banda opposta, ancora D'Aversa cerca di mantenere il possesso con la sola, ma ancora Portuga ottimamente difende la sfera, il proprio possesso. 5 minuti ancora da giocare in questo primo tempo. Gatto pressato, è costretto a giocarla velocemente. Punzi in anticipo di testa, serve Foppa, stop di petto, si gira, riesce a servire D'Aversa, tu per tu Portuga. Palla ancora per Punzi in scivolata, intervento pulito
da parte di Pilloni. Punzi, Foppa. Riesce a servire D'Aversa dalla banda opposta, poi Punzi centralmente, riesce a girarsi, a servire ancora Foppa. Foppa non ha soluzioni sulla propria fascia e quindi ritorna ancora su Punzi. E riesce a servire questa volta Semeraro sulla banda sinistra, davanti a sé Pilloni, prova la conclusione, Semeraro, murato da Pilloni. Semeraro, D'Aversa, spara la porta, serve Punzi, finta, prova il destro, Gatto respinge con parata bassa, poi intervento provvidenziale ancora di Punzi in scivolata. Rimane in fase offensiva ancora l'Itria con D'Aversa. Punzi riesce a saltare Sirio, poi serve ancora D'Aversa, costretto a rientrare ancora su Punzi, pressato da Sirio. Punzi, serve Foppa, pressing da parte di Pilloni, si allunga troppo la sfera Foppa che finisce in faro laterale. Sarà Pilloni a riprendere il gioco, 4 minuti e 4 secondi ancora da giocare, risultato 4-1 per la Lazio. Lupi prova il lancio lungo, imprendibile per Sirio, e Palazzo a impossessarsene, a far ripartire subito i suoi. Ricci guadagna subito metri, serve Foppa, davanti a sé Pilloni, raddoppiato nella marcatura, riesce a liberarsene servendo Ricci che ha un po' di spazio per la conclusione centrale. Gatto ben appostato, la blocca in 2 tempi Pilloni. Ancora lancio lungo per Sirio, stop di petto da parte di Sirio, prova a girarsi in scivolata D'Aversa, in seconda battuta Ricci riesce a difendere, a servire Foppa in avanti che mantiene il possesso, prova l'incursione centrale, ancora Foppa, steso da Lupi ed è calcio di punizione e ammonizione per Portuga. Ottima giocata da parte di Foppa, primo fallo e primo ammonito per i biancocelesti. Dovuto sacrificarsi Portuga al fallo con un Foppa che si era ben liberato centralmente ed era andato a puntare direttamente Gatto. Punizione dai 9 metri, sembra Punzi ad aver posizionato la sfera e prendere la rincorsa. In barriera per Gatto 2 uomini, Nardacchione e Pizzi. Sul secondo palo posizionato Lupi. 3 minuti e 35 ancora da giocare, risultato 4-1 per la Lazio, risultato che è stato ribaltato dopo l'1-0 iniziale dell'Itria. E sono salite in cattedra Caiche, Gatto e Lupi. Prova Punzi, la conclusione, c'è la rete da parte dell'Itria con una punizione perfetta da parte di Punzi. Ed è 4-2. Decimo gol per Punzi in questa season, capocannoniere dell'Itria. Accorcia le distanze la squadra pugliese, adesso a 3 minuti e 27 per cercare di accorciare ancora le distanze prima della chiusura della prima frazione. Ricci in fase offensiva, attaccato da 2 avversari. Ferri riesce a servire Foppa sulla banda destra, Bruno finta il tiro, triangolazione poi con Ferri che riesce in seconda battuta, ancora Ferri pressato da Caiche, riesce a girarsi ma non raccoglie nessun compagno al centro dell'area. A raccoglierla è Gatto che prova il lancio lungo, a servire Lupi, in anticipo è Palazzo. Lupi, Caiche sulla banda destra, pressato da Ricci, riesce a liberare Lupi che la alza a cercare di seguire Pizzi. Ottimo l'aggancio da parte sua, anzi Ferraro scusate, ancora Pilloni. Lupi ritorna da Ferraro a 2 tocchi con Caiche, ancora Lupi, ottimo giro palla da parte della Lazio ma c'è l'errore adesso da parte di Caiche. Prova Ferri a servire di prima Bruno, ottimo l'aggancio da parte di Bruno, affrontato da 2, ancora Bruno riesce a liberarsene, cerca di servire centralmente Ricci, capisce tutto Pilloni, pressing da parte di Foppa e recupero ancora da parte dei pugliesi della sfera. Prova a ripartire Ferri, guadagna qualche metro Ferri, ha davanti a sé Caiche, preferisce ritornare su Ricci, servito Bruno sulla banda sinistra. Pilloni interviene in interdizione sul brasiliano. 2 minuti e 17 ancora da giocare per questo primo tempo a grandi ritmi. Bruno con la suola, pressato da Portuga. Foppa
cerca una soluzione, la trova in Ricci. Davanti a sé Portuga, Ricci prova a saltarlo, ci riesce, ma poi è Lupi a intervenire e a fermarlo. Palla poi che si allunga fino all'area di Palazzo. Foppa si accentra, serve Bruno, guadagna qualche metro, riesce a servire Ricci, ma espera la porta, la banda opposta c'è Ricci, Suola, poi prova la conclusione di destro. Cai che lo mura. 1 minuto e 42, Ricci, ancora Ferri su Foppa. Ricci pressato da Caiche, ancora il numero 8, riesce a servire Bruno, riesce a girarsi Bruno col mancino, tiro smorzato da Portuga, la agguanta subito Gatto. Lupi prova a servire Ferraro, ottimo anticipo da parte di Foppa che ha un po' di spazio, prova a servire Ricci, vero da parte di Ricci, Ferri e poi in diagonale Lupi a intervenire in maniera provvidenziale prima che Ferri possa concludere a rete. Forcing offensivo continuo da parte del Litria. 1 minuto e 15, ancora da giocare. Bruno prova direttamente in porta, rimpallo sfavorevole per lui e quindi possesso Lazio che chiede il time out a 1 minuto e 12 al termine della prima frazione. Finito il time out richiesto dalla Lazio, l'ultimo time out di questa frazione disponibile. Sarà proprio la Lazio a riprendere il gioco con Gatto. Risultato di 4-2 per i biancocelesti. 3 falli commessi da Litria, 1 dalla Lazio. E 1 minuto e 8 secondi ancora da giocare. Prova Caiche, il lancio lungo a cercare di servire in avanti Ferraro. Imprendibile per lui la sfera. Prima frazione dai ritmi davvero molto alti dove la Lazio è riuscita a trovare ben 4 gol, di cui 2 dalla lunga distanza. Itria che sta cercando di riagguantare il risultato. Recupera ancora per un attimo Palazzo, un rimpallo che favorisce i biancocelesti. Ancora Portuga, riesce a servire Ferraro, chiude la triangolazione con Portuga e poi Ricci in copertura della sfera a facilitare l'intervento di Palazzo. Ricci guadagna qualche metro, poi scarica su Ferri. Bruno, 30 secondi ancora di gioco. Bruno riesce a servire Ferri che di prima va su Punzi sulla banda destra. Punzi riesce a girarsi, ancora Punzi, prova la conclusione. Palla che però aveva già superato la linea di fondo e quindi sarà fallo laterale a favore dei laziali. 24 secondi ancora da giocare. Nardacchione a impossessarsi della sfera. Riprende il gioco servendo dietro per Caiche. Portuga pressato da Punzi, prova a servire Ferraro, in anticipo Bruno che serve subito Punzi. 17 secondi ancora da giocare, ancora Punzi. Espelle la porta, serve Bruno, chiude la triangolazione con Punzi, rimpallo che poi fa finire la sfera tra i piedi di Palazzo. Palazzo ancora prova la conclusione, cerca di restituire quello che aveva subito precedentemente da Gatto, ma non ha avuto la stessa fortuna del portiere laziale. Gatto cerca di rilanciare subito Nardacchione che prova uno stop successivamente alla conclusione, costretto Ferri a intervenire 2 secondi al termine. Sarà corner a favore della Lazio. Nardacchione lascia il compito della battuta a Caiche. Caiche serve dietro per Nardacchione, prova la conclusione ma arriva il suono della sirena a concretare la fine della prima frazione con il risultato di 4-2 per la Lazio.
Si ritorna in campo per questa seconda frazione di gioco tra Itria Football Club e Lazio Calcio a 5. Primo tempo conclusosi sul 4-2 per la Lazio. La sbloccata dopo 54 secondi Ferri, poi è stato Caicche a ribaltarla con una doppietta. Gatto e Lupi hanno allungato sul 4-1 e poi Punzi con un calcio di punizione magistrale l'ha portata sul 4-2. Secondo tempo in cui l'Itria deve provare il tutto per tutto già dai primi minuti. Intanto possesso per la Lazio con Lupi che va alla conclusione. Finisce alla sinistra di Palazzo. Si riconfermano gli starting five del primo tempo per l'Itria. Intanto Ferri, Punzi, Bruno sulla banda sinistra, ritorna ancora da Ricci. Ferri con il mancino riesce a servire Punzi, l'aggancio non è dei migliori per lui e quindi sfera che finisce sul fondo del parquet. Sarà Gatto a riprendere il gioco servendo Capitan Lupi. Caicche scarica ancora su Lupi, va su Nardacchione pressato da Punzi. Nardacchione finta, riesce poi a servire il proprio compagno Caicche che di prima prova a giocarla lì dove non c'è però nessun compagno. A ripartire adesso l'Itria con Ferri, palla sul mancino, riesce a servire Ricci, prova la conclusione Ricci sul primo palo. Gatto ancora una volta in due tempi la blocca, salva la propria porta. Gatto la alza su Nardacchione che ha spazio, intervento perfetto da parte di Punzi che mantiene anche la palla sul parquet, transizione offensiva da parte di Punzi che salta Nardacchione, ancora Punzi sul sinistro e copertura in diagonale da parte di Ferraro Provvidenziale, ma ancora Punzi al recupero della sfera. Punzi riesce per un attimo a saltare Lupi che con il gamba di richiamo lo ferma. Ancora Bruno a cercare verticalizzazione su Punzi, intervento ancora della difesa biancoceleste provvidenziale, in questo caso Caicche. Come prevedibile l'Itria cerca subito di portarsi in avanti, provando ad accorciare la distanza del punteggio di 2 reti. Bruno serve Ricci, ha spazio, guadagna campo, ancora Ricci, prova la verticalizzazione su Ferri, in qualche maniera arriva poi la conclusione, murato ancora una volta da Caicche. Ferri a riprendere con un calcio d'angolo. Bruno si accentra, Ferri lo serve, sponda da parte di Bruno. Per Ferri non c'è altro che provare a concludere ribattendo su Caicche. Ancora Ferri, Bruno, Lupi ancora in corner, terzo consecutivo per l'Itria. Ancora Ferri, prova una soluzione, questa volta cerca centralmente per Punzi che dice il pallone, poi in seconda battuta Ricci e conclusione perfetta alla destra di Gatto ed è 4-3, accorcia le distanze Ricci. Dopo 1 minuto e 30 di gioco Ricci la porta subito, accorcia subito le distanze. Adesso la Lazio prova ad alzare subito i ritmi, invece Rally Entusiasmo cerca di attaccare ancora l'Itria. Bruno sul pressing su Ferraro che non aggancia, riparte ancora l'Itria. Adesso sotto di un solo gol l'Itria, mentre la Lazio cerca di difendere il proprio vantaggio. Interviene benissimo Nardacchione, cerca il pallonetto Ferraro, interviene poi perfettamente Punzi in fase difensiva e si rifugia in faro laterale. Prova a reagire la Lazio. Adesso deve difendere un solo gol di vantaggio Caicche, serve Lupi sulla destra per Nardacchione, pressato subito da Punzi che riesce ancora una volta a recuperare un ottimo pallone. Nardacchione si rifugia subito in faro laterale, poi è servito ancora Ricci centralmente. Lupi riesce a raddoppiare la marcatura, a rifugiarsi ancora in calcio d'angolo. Transizione offensiva da parte dell'Itria con Ferri che prova a calciare centralmente, ben messa la difesa laziale, poi Lupi calcia via la sfera lontano da rischi. Bruno prova a far ripartire subito Ricci, guadagna campo Ricci, pressato Nardacchione, perde però il possesso della sfera, ancora Ferraro, ottimo intervento da parte di Bruno che con il sinistro lo ferma. Ed è Caicche a riprendere il gioco per il possesso biancoceleste con Lupi che cerca di mettere calma alla propria squadra, serve Nardacchione, prova ad accentrarsi, serve in sovrapposizione Lupi, in perfetto vantaggio Ferri, pressato ancora Nardacchione, recupera un ottimo pallone, Nardacchione si accentra, serve Lupi, prova la conclusione ma Palazzo in parata bassa la ferma, poi
Va a servire Ferri, attende la Lazio e arretra, preferisce non pressare ma attendere gli avversari. E Bruno a impostare. Trascorsi i primi 3 minuti di gioco di questo secondo tempo, velo da parte di Punzi che serve Bruno, di prima riesce a servire ancora Ricci centralmente per Punzi che aveva anticipato la giocata e quindi palla troppo arretrata per lui. Occasione mancata dall'Itria, ottime trame di gioco in questa circostanza, ma nulla di fatto, punteggio fermo sul 4-3. Portuga, serve Caiche, Nardacchione ha spazio, pressato adesso da Punzi che però calcia addosso. Poi c'è un intervento però lontana, forse contatto tra Ferraro e Bruno. C'è un richiamo da parte del direttore Vallecaro. Probabilmente si stavano strattonando i due e ha preferito intervenire il direttore per mettere calma. Si riparte con la palla ripresa, quindi in gioco dall'Itria. Punzi da Aversa. Cambia banda su Bruno che non ha un aggancio felice e quindi perde la sfera, ma ottimo l'intervento da parte di Punzi che in scivolata per un attimo non sorprende il proprio portiere Palazzo, che ha avuto un'indecisione se andare a prendere la sfera o meno, evitando quindi il rischio di essere sanzionato per un retropassaggio. Sarà Caiche a battere il corner. Caiche cerca un compagno, una soluzione, la alza verso Dominguez che prova la conclusione, da verso sulla traiettoria, la spazza via dalla propria area. Palla che finisce tra le mani di Gatto e fa ripartire subito Caiche. Portuga, pressing alto da parte dell'Itria con D'Aversa, è costretto Caiche a giocare di prima e riesce a trovare benissimo un Sirio che però non ha il migliore dei controlli, poi finisce per concludere a rete inutilmente, viene ammonito dal direttore di gara. Finisce sul taccuino anche Sirio, secondo ammonito per la Lazio dopo Portuga, 2 ammoniti anche per l'Itria nella prima frazione, Ricci e Semeraro. Guardiamo 4-3 il risultato, trascorsi 3 minuti e 36 secondi di gioco. Un solo fallo commesso in questa seconda frazione è stato commesso dalla Lazio. Possesso per i pugliesi con Bruno che costruisce trame di gioco servendo D'Aversa, ancora Punzi, velo su Bruno, ancora D'Aversa, banda destra, davanti a sé Sirio, prova a saltarlo ma Sirio riesce a fermarlo, vorrebbe farlo laterale a suo favore, invece è per il giallo-rosso-blu con l'addoma da Bruno, riesce a servire D'Aversa, ancora Sirio ben appostato, prova a far ripartire i suoi servendo Portuga, anticipa da parte di Bruno, ma ancora Sirio in possesso, accerchiato da 2 giocatori, rimane il possesso ancora per i biancocelesti, poi Caiche cerca di servire Portuga, ma è rimasto arretrato il proprio compagno che non può raggiungere il passaggio effettuato da Caiche. D'Aversa, serve Semeraro, ha spazio, guadagna metri servendo Punzi che in velocità va via Dominguez, ancora Punzi che però sul raddoppio di Caiche non riesce a mantenere il controllo della sfera, se la allunga fuori. Adesso è Dominguez a servire Portuga per la costruzione, Portuga prova il lancio, l'addoma da ben appostato, riesce con un rimpallo a recuperare il possesso, prova a darla centralmente, non c'è nessun compagno a ricevere, Dominguez pressato da Semeraro, Dominguez ancora in scivolata, Punzi in diagonale la recupera, l'addoma da non buonissimo il suo aggancio, ritorna su Punzi, mette calma, fa postare i suoi, D'Aversa si accentra con il mancino, poi ritorna ancora con la suola, pressato ancora da Sirio, riesce a recuperare un ottimo pallone Sirio, in uscita Palazzo questa volta la agguanta e ferma il proprio avversario, poi prova a servire la Domada che riesce a mantenerla in campo ma non a servire Semeraro e quindi riparte ancora in transizione offensiva la Lazio con Sirio, la tu per tu con Punzi, rientra sulla suola, ancora Sirio, prova la conclusione, c'è la rete sotto l'incrocio dei pali per il 5-3 Lazio. E Sirio che dopo 5 minuti e 10 di gioco della seconda frazione allunga ancora a 2 reti il vantaggio per la propria squadra.
Bellissimo gol da parte del giocatore del vivaio dei biancocelesti, la sua tredicesima rete in questa season. Deve quindi ancora inseguire l'Itria. D'Aversa, Punzi, ancora D'Aversa, rientra sul mancino, serve ancora Punzi, finta il tiro, davanti a sé Portuga, Punzi mantiene il possesso, serve dalla parte opposta la Domada, davanti a sé Caiche, costretto a tornare ancora su Punzi, pressato da Portuga, non passa la verticalizzazione da parte del numero 2 pugliese, quindi sarà Semeraro a riprendere il gioco. Ancora Punzi, non riesce a raggiungere la Domada e quindi transizione offensiva però mancata da parte della Lazio, e Punzi a servire subito D'Aversa, davanti a sé Dominguez, D'Aversa in copertura, lo ferma Portuga, D'Aversa batte il corner subito per la Domada che cerca la conclusione, ancora D'Aversa, rimpallo, sarà ancora corner. Trascorsi 6 minuti di gioco in questo secondo tempo e D'Aversa cerca di servire la Domada, ancora D'Aversa sulla sfera, la Domada, spazio per calciare, murato benissimo da Sirio che poi la spazza via dalla propria area. Sarà Palazzo a riprendere il gioco, serve Ricci, guadagna metri, Semeraro, D'Aversa, davanti a sé Pizzi, ancora Semeraro centralmente, guadagna qualche metro, poi riesce a servire Ricci che cerca la Domada, capisce tutto Caiche. Ricci serve Semeraro centralmente, ha spazio, ma sulla banda destra per D'Aversa, ancora Semeraro, D'Aversa, Ricci, fronteggiato da Pizzi, prova ad accentrarsi, cerca una soluzione, la trova in la Domada, davanti a sé Dominguez, la Domada lo salta, ancora la Domada, davanti a sé Caiche, rimpallo che favorisce Caiche, spazza via, Palazzo non perde tempo, cerca di lanciare subito i propri compagni, Ricci, ancora la Domada, tu per tu con Dominguez, rientra poi Suolata, ma chiuso ancora una volta dal raddoppio di marcatura, sempre Ricci, questa volta dalla banda opposta su D'Aversa, davanti a sé Portuga, D'Aversa ha un po' di spazio, riesce a servire la Domada, prova la conclusione, parata miracolosa da parte di Gatto sul primo palo, occasione Itria con la Domada, corner D'Aversa, rimpallo ancora su Portuga, preme sull'acceleratore l'Itria, sotto di 2 reti, 12 minuti e 58 ancora da giocare, D'Aversa, centralmente Gatto la devia dalla parte opposta, Semeraro, sulla sfera serve dietro per Foppa che prova la conclusione, si scontra con Pizzi, la palla rimane ferma e Portuga ad approfittarne, ma poi Semeraro chiude in diagonale, ma nello scontro è rimasto a terra Pizzi, scontro durissimo con Foppa. Una palla lenta servita da Semeraro, Foppa è stato costretto ad accelerare la giocata e nel calciare in porta, nell'ostruzione di Pizzi, scontro durissimo tra i due. Al momento sembra Pizzi aver avuto la peggio. Fase della partita di grandi ritmi con un'Itria che continua a spingere sull'acceleratore cercando nuovamente di accorciare distanze, ma è stato Sirio ad allungare nuovamente a 2 reti con un gol con un mancino sotto all'incrocio. Sembra rialzarsi Pizzi, duro colpo per lui, sembra la spalla sinistra. Al suo posto Ferraro, Dolorante lascia il parquet. (12 minuti e 48 ancora da giocare), possesso Itria con Ricci, davanti a sé Dominguez, rimpallo favorevole, questa volta per Lazio, no, la palla era già uscita, quindi sarà ancora la squadra pugliese a avere il gioco con D'Aversa, Ricci, davanti a sé Ferraro, riesce a servire Foppa, palla sul mancino, riesce a girarsi, davanti a sé Dominguez, prova a servire lungolinea Semeraro, ma interdizione da parte ancora del venezuelano. Foppa si accentra, cerca una soluzione in D'Aversa che invece prova a far spazio ai propri compagni, ma verticalizzazione di Ricci su Semeraro, palla che non raggiunge il proprio compagno con l'anticipo di Caiche. Semeraro ancora,
Centralmente per Ricci, ha per un attimo lo spazio per calciare la punta ancora, poi Ricci anticipato miracolosamente da Ferraro. Occasione ancora Itria, corner da Versa, serve Ricci, spalle alla porta, Ricci è costretto a girarsi, inseguito da Lupi. Foppa, ancora Ricci, davanti a sé Ferraro, prova a servire Ferraro, ottimo anticipo da parte di Caiche che cerca di servire Dominguez. Foppa, scontro con Caiche, poi viene ravvisato un fallo da parte di Foppa. Primo fallo commesso in questa seconda frazione dall'Itria. In transizione offensiva la Lazio ha cercato di ripartire con il proprio brasiliano, fermato dall'altro brasiliano della squadra avversaria Foppa. Sarà calcio di punizione decentrato, proverà a battere direttamente Ferraro. Un solo uomo in barriera per Palazzo, solo Foppa, Bruno in copertura, doppia Caiche. Sul secondo palo c'è Lupi, parte Ferraro, finta il tiro, lascia Caiche che prova a calciare sul secondo palo, interviene con un tempismo perfetto Dominguez e la porta sul 6-3 per la Lazio. Schema perfetto da parte dei biancocelesti che hanno sorpreso la difesa pugliese. E dopo 8 minuti di gioco allunga ancora la Lazio. Sono 3 gol adesso di differenza. Forse nel miglior momento dell'Itria, colpito con 2 reti a distanza di pochi minuti la Lazio. È stata cinica fino a questo momento. Prova però a ripartire ancora l'Itria con Foppa, davanti a sé Caiche, riesce a servire Bruno che cerca di saltare Dominguez che interviene perfettamente su di lui, ancora Bruno. Batte il corner forte centralmente su Ricci, Bruno lo lascia scorrere fuori. Bruno ancora, prova a servire Punzi ma capisce tutto, ancora Ferraro che cerca di far ripartire la propria squadra, mantiene il possesso perfettamente, poi però con la suola non la mantiene, viene fischiato ancora anzi palla che era già uscita, quindi Lupi, Caiche con un pallonetto per un attimo prova a saltare Punzi ma se la porta fuori e quindi Ricci pressato da Dominguez riesce a difendere la sfera e mantenere il possesso e spara alla porta, cerca ancora di mantenere il possesso e trovare una soluzione che non trova nel cercare di servire Foppa. 11 minuti e 13 ancora da giocare. Ricci, Bruno alza i ritmi la Lazio con il pressing. Bruno prova a portarsi in avanti, poi spintonato da Ferraro, rischia di finire sulla panchina dei biancocelesti. Viene fischiato il fallo, il secondo commesso dalla Lazio, batte subito Foppa, serve Ricci, ancora Bruno, davanti a sé Ferraro, continua il pressing da parte della Lazio, Bruno riesce a liberare perfettamente Punzi che ha spazio, Punzi la porta sul sinistro, prova la conclusione. Deviazione ancora dell'estremo, anzi no, palla sull'esterno della rete, quindi riparte Gatto, prova a lanciare Ferraro. Palazzo fa ripartire subito Punzi che serve Foppa. Davanti a sé Dominguez, Foppa, Bruno, lascia su Punzi che serve in avanti ancora Foppa, pressato da Lupi, Punzi prova a verticalizzare su Ricci ma palla troppo verso l'interno, Ricci si ritrovava nell'area di rigore quindi impossibile per lui raggiungere la sfera e sarà fallo laterale a favore dei biancocelesti. Caiche fa ripartire i suoi, 10 minuti e 30 ancora da giocare, risultato 3-6 per la Lazio, chiude la triangolazione Caiche ma non viene inteso da Pilloni. Quindi rimane in fase offensiva l'Itria. Punzi serve Foppa, Nardacchione lo pressa, Foppa lascia scorrere Punzi per Bruno, ha davanti a sé Ferraro, Bruno prova ad accentrarsi, scarica su Foppa, ancora Bruno, Punzi davanti a sé Pilloni, esterno un po' corto forse da parte di Punzi ma Bruno riesce a difendere la sfera, corpo a corpo con Ferrara, ancora Foppa, Bruno ancora, ritorna ancora su Punzi, trame di gioco da parte dell'Itria, cerca il pertugio giusto, poi Punzi si allunga troppo la sfera, non c'è fallo. Nardacchione
dietro per Caiche, scarica benissimo per Pilloni che adesso ha spazio per avanzare, non c'è pressing da parte di Bruno, Pilloni guadagna metri ma poi torna ancora su Caiche che la alza però in maniera imprecisa su Ferraro. 9 minuti e 40. Punzi davanti a sé ancora Pilloni, prova a saltarlo, rimpallo favorevole per lui, prova la conclusione, palla alta, conclusione di potenza da parte sua, ha cercato la puntata all'angolino ma nulla di fatto. Nardacchione cerca ancora verticalizzazione ma serve involontariamente Punzi che ha spazio, poi prova a servire il proprio compagno ma il rimpallo da parte di Nardacchione che serve Sirio, transizione offensiva da parte di biancocelesti. Nardacchione è costretto però a rientrare con l'esterno del piede destro e a servire Caiche, a mettere calma. Nardacchione mantiene ancora il possesso, la alza perfettamente per Sirio ma in netto anticipo Bruno che la copre e la lascia scorrere per Palazzo. Ricci sulla banda sinistra, davanti a sé Caiche. Bruno a due tocchi su Ferri, Pilloni lo pressa, ancora Ferri. Mantiene la palla sul proprio mancino, cerca una soluzione, cerca di servire forte Punzi ma sulla traiettoria Caiche, bene appostato. Nardacchione la alza a favore di Sirio, Bruno di testa in anticipo, serve Ricci, la difende, pressing da parte di Pilloni. Palazzo la gioca facile sul proprio compagno Bruno. Mette calma Bruno e aspetta per giocarsi il power play. A 8 minuti e 20 dal termine l'Itria deve accorciare le distanze sotto di 3 gol sul punteggio di 6-3. Foppa, Bruno prova a guadagnare qualche metro ma il pressing è alto da parte della Lazio e quindi è costretto ad arretrare. Ricci riesce a servire Foppa che ha spazio adesso con Ferri, Ferri prova centralmente per Punzi ma sul secondo palo leggermente arretrato il numero 2 pugliese, non può arrivarci. Possesso adesso per la Lazio con Gatto che cerca di lanciare Caiche ma non si intendono i due e quindi sarà ancora una volta power play per l'Itria. Bruno, Ricci, ritorna ancora su Bruno, si dispone l'Itria. Scivolamento difensivo da parte del Lazio che cerca di contenere adesso l'assalto Itria con il portiere di movimento. Punzi cerca una soluzione, si fa vedere Foppa, preferisce Bruno che torna ancora su di lui, arriva adesso l'assist su Foppa. Non ha spazio, quindi torna ancora a giocare Bruno, prova una soluzione, serve Foppa, a qualche metro di spazio, riesce a servire sulla banda destra Ferri, palla centrale, ma Foppa non riesce a raggiungere la sfera. Palla però che finisce in calcio d'angolo, viene... Anzi no, è possesso biancoceleste, l'ultimo a toccare è stato il brasiliano dell'Itria. Sarà Gatto a riprendere il gioco, 7 minuti e 16 ancora da giocare, lancio lungo verso Ferraro, anticipa da parte di Bruno, riesce a mantenerla in campo Ferri che poi però perde il possesso con Ferraro che cerca di servire Nardacchione, chiude in diagonale Punzi che finta il lancio, serve Ferri, palla che rimane sul parquet, sulla banda sinistra Bruno, ha un po' di spazio, preferisce attendere l'ingresso del power play, guadagna metri Bruno, poi torna su Punzi e cerca di costruire con il portiere di movimento l'Itria, 6 minuti e 46 ancora da giocare. Punzi centralmente per Ricci, ha spazio per girarsi Ricci, costretto a ritornare ancora su Punzi, arretra con la suola, guarda i propri compagni, poi serve Bruno ma siamo lontani dalla porta difesa da Gatto, quindi Punzi ancora una volta cerca scambi ravvicinati, questa volta con Ferri che ritorna ancora su Ricci, ancora Ferri, rotazione con Punzi, raggiunto adesso dalla sfera, ritorna ancora su Punzi, prestato da Nardacchione, ancora Punzi di prima, questa volta il pressing della Lazio funziona e perde il possesso l'Itria. Caiche la alza su Nardacchione, pressato ancora da Ricci, Bruno, attaccato da Portuga, cerca la difesa della sfera.
Palla che finisce fuori dal parquet, sarà Nardacchione a riprendere il gioco, serve dietro per Caiche, scarica su Lupi sulla banda destra, Gatto, un tocco e poi lancio a cercare Portuga, in anticipo netto Palazzo che lancia subito il proprio compagno Ferri, guadagna qualche metro Ferri, va su Bruno che cerca di saltare e ce la fa per un attimo Ferraro, poi si rifugia su Punzi in difficoltà, ancora Ferri, mezzo a due, riesce a servire Bruno in una zona complicata, con la suola riesce a inventarsi un passaggio per Ferri che però non ha lo spazio per calciare e Portuga a deviarla in corner, c'è time out richiesto da Litria. Si riprende dal time out richiesto da Litria. Intanto andando a guardare i risultati da Roma, l'Italpol ha battuto 4-3 il Giovinazzo, quindi è matematicamente salvo, inguagliando appunto un po' il Giovinazzo, ma soprattutto con questa vittoria la Lazio si riporta, se così andasse a finire, a 44 punti, quindi in piena zona playoff se la può giocare, ma intanto è Punzi che prova a servire il proprio compagno, ma involontariamente rimpalla su Foppa, prova la conclusione dalla distanza, Nardacchione a porta vuota, ma non c'entra la porta sguarnita e quindi palla che finisce fuori dal parquet. Palazzo, 5 minuti e 23 ancora da giocare, pressing alto questa volta da parte della Lazio, Bruno prova a saltare Lupi, rimpallo che però non favorisce la Lazio e quindi sarà ancora portiere di movimento per i pugliesi. Ricci, davanti a sé Portuga, ritorna ancora su Punzi, centralmente per Foppa, pressato e spalle alla porta, ritorna su Punzi, Ferri, davanti a sé Nardacchione, riesce a servire ancora Punzi. Non trova la verticalizzazione giusta Litria, Punzi prova direttamente alla conclusione, si mette in proprio il numero 2 pugliese, ma Gatto con parata bassa riesce a difendere la propria porta. Ancora Punzi, guadagna qualche metro, scarica su Ferri, ancora Punzi, si muove Foppa, Bruno sotto porta, Foppa viene incontro, riesce a chiudere la triangolazione con Ricci che ritorna ancora da Punzi, non c'è ancora soluzione per Litria, Ferri, ancora Punzi a impostare, Ricci ha davanti a sé Caiche, Punzi prova a guadagnare qualche metro, cerca una soluzione, lo trova in Ricci, Ferri, si muove Foppa, non riceve, preferisce ritornare ancora su Punzi, 4 minuti e 10 ancora da giocare, Punzi finta il tiro, riesce a servire Ferri, ancora Ferri se la porta su sinistra, prova la conclusione, la palla finisce su Ricci, ancora murato dalla difesa laziale, Ferri pressato da Lupi, lascia scorrere fuori, non rischia la giocata e quindi si riparte con Punzi, ultimi 4 minuti di gioco, deve riasciuffare 3 reti Litria, prova il tutto per tutto con il portiere di movimento, ma ancora nulla di fatto finora. Punzi, movimento da parte di Foppa a uscire dall'area avversaria, Ricci, riesce a servire Bruno, sulla banda sinistra Bruno, ritorna ancora su Ricci, a 2 tocchi va su Punzi, guadagna qualche metro Punzi, finta il tiro, ci prova in seconda battuta, Gatto, riesce una deviazione, ancora una volta si oppone l'estremo difensore laziale, Portuga poi spazza via cercando di pescare il jolly nella porta vuota dei pugliesi e Palazzo a far ripartire i suoi con Bruno, pressing alto adesso da parte della Lazio che prova a schiacciare Litria, ne esce bene con una suolata Bruno, Punzi
per un attimo, ha provato a saltare Lupi, recupera la palla la Lazio con Caiche, di tacco su Alata, dietro per Lupi che gira subito su Nardacchione, che salta per un attimo Ricci, ma incespica sulla sfera, ritorna indietro su Lupi, palla per Gatto, prova a giocarla ma sbaglia tutto servendo Ricci, finta il tiro, palla sulla destra per Pulsi che prova a chiudere la triangolazione, rimane ancora in possesso Litria con Ferri, preferisce mettere calma e servire Bruno. Punzi, Bruno, 2 minuti e 52 secondi ancora da giocare. Foppa prova la conclusione col mancino centrale su Gatto che prova la conclusione diretta a rete, ma questa volta Gatto, che aveva già violato la porta difesa da Palazzo nel primo tempo con un missile da centrocampo, questa volta non inquadra la porta. Palazzo, serve Ferri, pressato da Lupi, ritorna su Punzi, pressato da Nardacchione che riesce a recuperare una palla importantissima per i propri compagni, poi sbaglia però Lupi a servire Portuga, Bruno la difende, pressato ancora da Portuga, Bruno si rifugia su Punzi, pressing alto da parte della Lazio, Ferri, Bruno subisce ancora il pressing da parte di Portuga, Bruno pressato anche da Nardacchione, mantiene il possesso Punzi, Ferri, Bruno, suolata per Punzi, ne esce benissimo Litria con questa trama di gioco, prova il doppio passo Ricci, fermato da Caiche, Ferri prova a girarsi e poi subisce il fallo, terzo fallo commesso dai laziali, chiede scusa Caiche, 2 minuti e 3 secondi da giocare. Più scorre il tempo, più sembra insormontabile il recupero per i pugliesi. Ma sappiamo bene che il futsal ci regala anche grandi sorprese. Prova Punzi ad avanzare, finta il tiro, davanti a sé Caiche, scarica su Foppa. Viene raggiunto dalla sfera Ricci, davanti a sé Nardacchione. Punzi, Foppa, 1 minuto e 43. Ferri, ancora Bruno. Ferri, ben posizionata la difesa laziale, non lascia spazi. Ricci, Bruno centralmente, pesca Ferri, Foppa, ancora centralmente c'è Bruno, il colpo di tacco per Ricci, il sinistro, Gatto, miracolo da parte dell'estremo difensore laziale che salva ancora una volta la propria porta. Time out chiesto dai biancocelesti. Un minuto e 23 secondi ancora da giocare. 3 lunghezze separano Litria dalla Lazio, il punteggio è 6-3 per i biancocelesti. E possesso con Pilloni, Caiche la lancia via a cercare Ferraro, poi Palazzo prova a servire Ferri, palla un po' troppo lunga per lui, riesce a mantenerla con la suola. Scorre il cronometro, diventa sempre più difficile per Litria poter recuperare pressing alto da parte dei laziali che chiudono Bruno in fase difensiva, subisce fallo del quarto commesso dalla Lazio. 1 minuto e 05. Prova a metterci cuore fino all'ultimo secondo Litria, la Lazio invece con grande concentrazione mantiene perfetto la difesa. Foppa, serve Bruno, torna indietro ancora per Punzi, ha spazio forse per calciare, riesce a servire Ferri che prova a dare la centrale per il proprio compagno, difende benissimo Dominguez che dà a Caiche che cerca di alzarla provando a pescare il jolly, ma nulla di fatto. 42 secondi al termine. Adesso ci vorrebbe davvero un miracolo per salvare Litria e uscire fuori con un punteggio positivo, ma Bruno, pressing alto da parte della Lazio che tatticamente cerca di schiacciare, di far scorrere proprio i secondi, adesso recupera il possesso della sfera con Ferraro, mantiene il possesso ottimamente servendo Pilloni, Caiche,
Pressato ancora da Punzi, Cai che riesce a servire benissimo Ferraro, l'aggancio, poi cerca Dominguez che non si intende con il proprio compagno, non fa chiudere quindi la triangolazione. Ricci pressato da Pilloni, ancora Ricci, la difende bene, serve Punzi, 10 secondi al termine, Punzi prova direttamente alla conclusione di punta. Conclusione, un po' di frustrazione, mancando pochi secondi al termine. Cercato di giocarla fino all'ultimo Litria, ma una Lazio ben messa in campo, dove ha fatto la differenza con dei gol sia da calcio da fermo che dalla distanza. E dal nuovo Palasport di Fasano, Itria 3, Lazio 6. Si conclude così l'11ª giornata di ritorno. Lazio che sale a 44 punti, Itria ferma invece a quota 20, dovrà giocarsi tutto nel prossimo scontro diretto contro il Molise. Dal nuovo Palasport è tutto e un arrivederci al prossimo incontro.